Forse un malore o una distrazione, un camionista è uscito di strada ed è finito dentro il giardino di un'abitazione. L'incidente è accaduto questa mattina in via Molinetto a Maserada sul Piave. Una fuoriuscita autonoma. Il mezzo pesante, dopo aver abbattuto la recinzione della casa, si è infilato fra gli alberi, fortunatamente fermandosi a poca distanza dall'abitazione. Ferito il camionista, un cittadino bulgaro di 50 anni. L'uomo è stato portato in ospedale per essere medicato. Sul posto gli uomini del SUME 118 ed i vigili del fuoco. Sempre nella mattinata 3 auto si sono scontrate all'altezza di un sottopasso in via Salvatronda a Castelfranco Veneto. 4 persone sono rimaste ferite, tutti giovani, nessuno in gravi condizioni. 2 auto si sono scontrate frontalmente, la terza è finita a qualche metro dalle altre, capovolgendosi in mezzo alla carreggiata. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine. I 4 giovani sono stati portati in ospedale, gravi disagi alla circolazione, il sottopasso è stato chiuso per diverso tempo per permettere il soccorso dei feriti e la rimozione dei mezzi. Sul posto, vigili del fuoco di Castelfranco e le ambulanze del 118.